Possibile allargamento dell'utilizzo del Green Pass a partire dal mese di ottobre per i dipendenti statali, per i lavoratori dove è già richiesto, per gli autisti e i passeggeri dei mezzi pubblici anche locali. In uno scenario politico e sanitario tutto in divenire, abbiamo raccolto l'opinione dei cittadini in merito. È giusto che tutti lo abbiano, che tutti io faccia, che venga obbligatorio. Che fanno solo bene, che è una cosa ragionevole e ben fatta. Oddio, non credo che tutti ce l'abbiano questo Green Pass, sia per motivi appunto etici, morali o magari anche di salute, perché magari qualcuno non può farsi questo benedetto vaccino, quindi è un po' un problema secondo me, sarà una grande rivoluzione. E non so neanche cosa pensarne tra il pubblico e tra la pubblica amministrazione, non so, ci penseranno loro perché devo ancora prendere una decisione io. Il vaccino dura solo 6 mesi, il Green Pass dura niente perché non fa in tempo a farlo che è scaduto. Allora cosa stiamo qua continuando? Obbligano le persone a farci il Green Pass, poi vai dentro negli ambienti e quelli che ti servono non l'hanno. E allora cosa serve? Serve a niente. D'accordo, perché bisogna fare il vaccino tutti quanti. Sono d'accordissimo. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, voglio dire, non vedo perché dovrebbero essere meno limitati di altri settori. Sicuramente se c'è il Green Pass c'è per tutti. Io sono contro il Green Pass.